o terra di dolore, mai più sarai prigione, mai più, mai più, mai più, mai più. L'occasione di questa sera, parlando con Pierangelo appunto per la manifestazione della Notte Rossa, abbiamo detto perché non proporre una presentazione di non di un solo di un libro. Il libro c'è, ovviamente, ne siamo contenti che sia stato fatto, anche perché Lia, come tutti voi sapete, è una grandissima divulgatrice militante della memoria, ma ha sempre preferito, con motivi fondati, di non lasciare traccia scritta del suo percorso così intenso, così appassionato, così militante lungo il Novecento. Allora l'occasione, qualche mese fa, assieme agli amici dell'Anti di Venezia e di Resistenze, in particolare Maria Teresa Sera, che è stata l'anima di questa pubblicazione e che ha stimolato Lia a voler raccontare attraverso dei brevi frammenti appunto questo passaggio. Abbiamo pensato che, considerando anche il suo la sua 90esima candelina, ci stava di testimoniare questa volta nero su bianco tutto ciò che Lia ha vissuto, ha sofferto e ha trasmesso. E questo libro qua è un libro che al tempo stesso vuole essere un forte monito di cosa sia stato e cosa è forse ancora oggi essere diversi, essere perseguitati, scappare, fuggire, salvarsi. E quello che poi invece è il percorso successivo, in virtù anche di quelle terribili esperienze, di pensare concretamente a un mondo diverso, a un mondo nuovo. Con Lia, che appunto è sempre stata un po' refrattaria alla scrittura, alla fine siamo riusciti. È un bel libro, secondo me importante, l'abbiamo presentato per la prima volta il primo di settembre a Venezia, in sede da noi la Giudecca, assieme a una bella performance di Michele Gardis, che è un artista che ha pubblicato un bellissimo disco, una bellissima performance musicale, ispirandosi, chiamiamo così, dalle cartelle cliniche dei deportati di San Servolo. È stata una bella mattinata. E quindi io chiudo qua. Oggi ringrazio Isabella Albano e Paola Navarrodina che hanno accettato di chiacchierare, di presentare questo volume. Lascio la parola a Isabella, poi ci sarà Paolo e ovviamente tutto lo spazio con l'autrice. Intanto grazie di questa opportunità. Il libro di Lia risuona fortemente in me e per la mia biografia mi sono riconosciuta anche degli aneddoti che fanno riflettere molto, perché c'è proprio una poetica delle piccole cose, c'è uno sguardo di grande cura e per cui devo dire che sono emozionata nel presentare o comunque nel conversare, perché io penso che questo sia un libro che stimola molto la conversazione, il dialogo e il dibattito, direi, perché è molto politico. È un libro che ha proprio cura di quella che è la dimensione quotidiana della politica, che è molto spesso
fatta proprio dalle donne. E c'è un'attenzione alla cura, c'è un'idea che l'educazione sia fondante per qualsiasi tipo di progetto di società diversa. E devo dire che con grande rammarico, io ho lavorato 43 anni nella scuola italiana, e questa cura, questa attenzione, questa dedizione, io purtroppo non la rintraccio più. E gli effetti devastanti, devo dire, li abbiamo sotto gli occhi ogni giorno. Sembra che abbiamo, o che si abbia, un'idea diversa di che cosa può far crescere una nazione, un popolo. E lì invece, in queste pagine, che a volte sono anche divertenti, nel senso che l'ironia e questa capacità di distacco, di vedere se stessa mentre fa delle cose, è un tratto che rende il libro ancora più godibile. Penso all'aneddoto di quando avete rubato i tombini, perché c'è tutta un'idea di pensiero che si fa azione, e lo avete fatto insieme a una persona che poi scoprirete nel libro è comunque una persona che una bambina ebrea, e scoprirete chi è. E anche perché il bello di presentare un libro, secondo me, è di lasciare il desiderio di leggere, perché se diciamo tutto poi uno dice va bene, però non si può dire mai tutto, e Elia attrae molto in questa capacità narrativa di coniugare aspetti appunto del quotidiano con una visione di proprio lucida politica. Cioè è come se la narrazione ci guidasse attraverso questa idea potente che questa bambina ha, perché quando viene estromessa da scuola lei dice subito ma anche domani, e in cui anche domani c'è un progetto di vita, c'è l'idea che non può essere per sempre, e quindi effettivamente le vicende narrate sono, come dire, carne, sangue, sono parola che si fa corpo, e quindi devo dire che una lettura così magari di getto deve essere senz'altro seguita da una lettura molto più accurata, e da una lettura che possa diventare anche libro di testo. E perché no? Mentre lo leggevo mi è venuta questa idea e dico, ma perché non leggerlo a scuola? La mia maestra aveva un'idea molto importante di che cos'era la lettura, e la lettura deve essere fascinazione anche, e io mi ricordo che alla fine delle 4 ore, prima che finissero le 4 ore, si leggeva sempre qualcosa, e noi bambine, perché era una classe tutta femminile, attendevamo quei 10 minuti, un quarto d'ora con una trepidazione incredibile, ed è lì che nasce il gusto della lettura, non è nelle schede, negli assunti, in quel dovere di leggere che ammorba appunto molta della nostra gioventù e giovinezza. E
e quindi io non so i tempi perché non so bene come articoleremo questa, però a me piacerebbe, non so se è il protocollo, cosa, mi piacerebbe fare una domanda però. Ecco, hai fatto talmente tante cose e sempre con questo appunto filo rosso, questo progetto di trasformazione della società nella libertà e nella giustizia sociale, i due poli, e in questa fiducia del cambiamento affidata appunto alla cura delle giovani generazioni. Io dico, che cosa, che cruccio ti è rimasto? Cioè una cosa che hai pensato, avrei voluto fare quello, e so che è una domanda, però mentre leggevo mi è venuta proprio la curiosità di chiederti se ci fosse la possibilità di tornare indietro. Ecco, un aspetto, lo so che è una domanda, Oh no, tornando indietro spererei di non andare a finire come stiamo andando. Questo senza... Perché quello che abbiamo passato tant'anni fa, cioè l'80° delle leggi razziali, infatti quando mi hanno cacciata di scuola avevo 10 anni, dovevo iniziare la quinta elementare. Ecco, in questi 80 anni che sono passati abbiamo avuto esperienze diverse, tutti noi, qualsiasi persona, ognuno con la sua diversità, che è un valore, lo dico dappertutto, nelle scuole, ognuno con la nostra diversità, ognuno di noi ha una storia e ognuno ha delle prospettive. I figli, i nipoti, cosa faranno, in che mondo si troveranno. Mi faccio una domanda a un certo punto, dove andrei a nascondermi se succedesse ancora qualcosa di analogo? Ecco, è stata una battaglia continua per non arrivare a dover dire mai più. Ecco, io quando vado nelle scuole, ecco perché mi è venuta voglia, oltre alla sollecitazione di amici e di compagni, di scrivere in modo semplice perché sia rivolto ai giovani, ai ragazzi. Quando vado nelle scuole parlo molto dell'attualità. È stata in una terza media trentin qua a Mestre che una bimba mi ha chiesto, lo ricorderà Gianluca, eravamo assieme in questa classe, ma lei signora ha scritto un libro su questa sua storia, che mi piacerebbe leggerlo. Noi ci siamo messi lì a ridere perché sapevamo che ormai il libro era quasi in uscita, era giugno dell'anno scorso, il libro è uscito in luglio. Ecco, l'ho scritto proprio pensando ai ragazzi, ai giovani, perché non solo meritano un mondo che abbia dei valori, che dia loro delle sicurezze, ma anche perché capiscano il valore della storia. La storia è una materia entusiasmante addirittura, è la materia che preferisco leggere e anche studiare volendo. Ecco, perché abbiano un futuro appunto di speranza e nello stesso tempo di voler costruire un mondo giusto che si richiami alla Costituzione e quindi ai loro diritti e ai loro doveri anche. Ecco, questo è la risposta che ti do, insomma, questo è quello che mi è successo. E poi la
storia, la leggerete, è una storia complicata come è stata per tutti i bambini di allora. Io penso per esempio alla mamma di Paolo, so la sua storia, non era in classe con me perché ha un paio d'anni meno di me, però è stata nascosta in un collegio di suore per 2 anni, una giusta fra l'altro, la reverenda madre è una giusta. Quindi ognuno di noi ha avuto una storia complicata ma che ha origine da un concetto di emarginazione del diverso, e ognuno di noi che è diverso deve capire che è un valore, non un disvalore come voleva il fascismo. No, ma ci torniamo, penso è una forma che può funzionare. Sì. Paolo che... Ma io in questo libro ho visto, sentendo anche adesso cosa diceva Isabella Maria, ho trovato 3 formule che mi permetto di segnalare. La prima, tu a un certo punto del libro racconti l'esperienza degli scout ebrei. La gente, adesso io non entravo nel dettaglio. Gli ebrei d'Italia. Esatto. Mi sono sempre occupata di ragazzi anche che era passato. Una formula che serviva a far rinascere quell'ebraismo che avevano tentato di cancellare in Italia e all'estero. Il motto, se ti ricordi, della GEI, di questi giovani esploratori, era forza e coraggio. Ed è secondo me la prima tua caratteristica. Forza e coraggio, perché hai avuto forza nel momento in cui ti hanno mandato via da scuola, hai avuto il coraggio di reagire e quindi di metterti in gioco. Ovviamente tu eri piccolina, ma la tua famiglia si è messa in gioco, tuo papà si è messo in gioco per lui, per te e per Alba. Questo è il primo punto. Il secondo punto che ritrovo, riprendendo sempre le parole di Isabella, il distacco e l'ironia del racconto. Caratteristica tipicamente ebraica, perché guardi da lontano, sorridi, prendi in giro e cerchi di campare, di reagire. E questo è il secondo aspetto, secondo me, importante di questo libro. Il terzo appartiene alla tua generazione, di chi per anni si è tenuto tutta dentro e poi a un certo punto ha deciso di parlare. La ritrosia del racconto, la necessità del racconto, perché è arrivato il tempo di raccontare. Questo riguarda moltissimi della tua generazione, persone che sono state silenziose, che non hanno raccontato, oppure che hanno raccontato proprio così spizzichi e bocconi. Poi a un certo punto sembra come che non ce la facciate più, allora bisognava assolutamente raccontare. È successo a mia madre, è successo a te. E questi sono secondo me 3 punti cardine di tutta la storia. C'è un punto in tutto questo libro che mi ha colpito molto e che ti chiedo come domanda, perché secondo me è un punto centrale di tutto il tuo libro, il ritorno. Perché nel momento in cui tu racconti la tua fuga, può essere la fuga uguale a tante altre, no? Nel territorio italiano, nel territorio verso la Svizzera, chi è nato in America, chi ha cercato di raggiungere gli alleati al sud, eccetera. Ma il punto centrale, secondo me, del libro è il ritorno. E c'è un momento preciso che per me è centrale nel libro, ed è il momento in cui tu incontri Paolo Sereni. Se vuoi raccontarlo. Eravamo tornati e quelli della mia classe della scuola ebraica, prima di fuggire, tornati avevamo ormai 17 anni, quando siamo scappati per non essere presi e portati nei campi di sterminio, ne avevamo 15. Per esempio in Svizzera mi consideravano minore, ancora la Croce Rossa
mi ha considerato minore e quindi non da mettere in campi di internamento, ma mettermi o in una famiglia o in un istituto, in una scuola. Ma tornati, passati 2 anni, avevamo già 17 anni, eravamo degli adolescenti maturi, che aveva ognuno passato una storia della quale non ne abbiamo mai parlato tra di noi. Desideravamo parlare della scuola, di come recuperare gli anni perduti, di questa Venezia che era povera e triste appena finita la guerra, una città devastata non tanto dai bombardamenti, ma dalle miserie, dal ritorno di persone dalla guerra e di qualche raro ritorno di deportato nei campi di sterminio, pochissimi. Dei quasi 300 ebrei deportati ne sono tornati soltanto 8. E fra questi Paolo Sereni, un compagno di scuola ebraica 1 anno più avanti di me, più vecchio di me di 1 anno, 18 anni, l'unico superstite della famiglia. Sono morti nei campi di concentramento il padre, la madre pur non essendo ebrea, la sorellina e il fratello. Eravamo in piazza San Marco, un gruppo di ragazzi, ci siamo ritrovati, eravamo felici di ritrovarci, ognuno con le nostre speranze, ognuno con le nostre storie da non raccontare. Evitavamo di commiserarci, volevamo vivere, questo era il nostro obiettivo. Eravamo in piazza San Marco in uno dei nostri rincontri e viene avanti Paolo Sereni, l'unico superstite della famiglia. Avevano il negozio in via 22 marzo, la Piavola de Franza, chi è più vecchio lo ricorderà, perlomeno avere la mia età è già difficile, ma anche un po' meno. Erano padroni della Piavola de Franza, negozio di vestiti molto chic. Era rimasto lui solo, Paolo, della famiglia. Lo vediamo venire avanti e ci sarebbe venuto distinto andarlo a abbracciare, lo sapevamo che aveva perso tutto. Ma lui ci disse ciao e andò dritto. Noi l'abbiamo visto che era cambiato. Era gonfio, aveva avuto la nefrite, era cambiato anche fisicamente. Noi non abbiamo avuto il coraggio di commentare questo incontro, ma è un ricordo che mi è rimasto fisso nella mente. Ecco, a me pare che questo tratto distintivo della diversità abbia poi portato Lia a fare anche delle scelte a livello didattico molto avanzate. Lei più di una volta dice: noi facevamo queste cose 10 anni prima che uscisse Lettera a una professoressa 2000 anni. 10 anni prima. 10 anni prima. E cita appunto una didattica che è il fulcro, il motore di un'idea di scuola che va al di là della semplice istruzione, ma è proprio legata al concetto di formazione. Allora, in altri ambiti, in un'altra epoca,
con altri anche tra virgolette comodità, io stessa ho vissuto questa idea di essere diversa, figlia di meridionali a Villaggio San Marco. Sono andata a scuola nel 60 e gli epiteti che mi venivano, che tra l'altro non capivo perché parlavo in italiano, e chi mi conosce sa che è una specie di tormentone questa cosa, però è molto interessante il ricordo di infanzia perché è strutturante l'identità, come si insegna per esempio a Crista Rosso nei trame di infanzia. E mi dicevano Sprotta, Squinsi Squansi, perché non sapevo parlare dialetto. Allora, quando tu ti senti diversa, affini per forza una sensibilità verso le altre diversità e quindi ecco importantissima l'azione di Lia per l'integrazione dei disabili. Questa è una cosa nodale e purtroppo, e mi riallaccio a quanto dicevi tu prima in risposta alla mia domanda sui cruci, adesso c'è proprio una linea di tendenza contraria, fanno perdere tempo, come anche la democrazia che ha tempi troppo lunghi, noi dobbiamo essere veloci nelle cose. Ecco, ma lì c'è un'idea potente di proprio rifondazione della società, per cui tu accostandoti a chi ha meno, anche in termini di potenzialità, tu riesci a fare una didattica sorprendente anche per gli altri. E questa è l'idea di progetto che si concretizza, perché le cose importanti, e bisogna dirle, è che non è solo un'idea, che non è solo un progetto, c'è la concretezza della trasformazione, perché le idee di Lia poi sono diventate realtà ed è questo ancora adesso l'attualità e io credo lo stimolo che può essere appunto dato alle nuove generazioni che si accostano a un libro di questo tipo. Per quello io stimolerei proprio il lavoro dell'ANPI di Mestre di Venezia e dell'Istituto Storico della Resistenza, di Resistenze stesse, di promuoverla questa cosa, perché è importante appunto contrastare quell'idea che non c'è più niente da fare, che non è più possibile fare niente, il nichilismo delle giovani generazioni che però incontrano persone che la pensano in questa maniera, perché sabato con Cristina Paoletti, presidente della sezione ANPI di Mestre, siamo andati a Lazzarotti a incontrare per presentare il progetto, il nuovo progetto, e qui c'è Gianluigi Placella che è presidente della sezione Sette Martiri di Venezia, della quale tra l'altro faccio parte, e devo dire che io mi vivo come un ponte tra Mestre e Venezia, perché è importante pensare che questa sia una realtà unica. Ecco, allora eravamo a Lazzarotti a presentare questo progetto che è nella terza annualità e si appunto intitola per una cittadinanza consapevole, la Costituzione fa scuola. E Lia è un'anima importantissima, oltre che un corpo perché si muove, ecco, però ma si muove
e con un successo incredibile, perché l'ascoltano. Eravamo presenti al Conservatorio a Venezia quando c'è stata la restituzione del progetto. Voi lo sapete, studenti non ascoltano veramente se quello che viene detto non risuona in loro, e c'era un silenzio che era ascolto attivo. Ecco, io credo che questo libro abbia proprio la potenza dell'idea che si fa concretezza, di un progetto che non rimane così pura idealità, ma si fa azione, ed è importantissimo, ed è veramente, c'è stato un tempismo cioè il fatto che esca adesso e che lo diffondiamo è importantissimo, perché mai come adesso c'è bisogno di far capire che quando si pensa, come dice Franco Lorenzoni, pensare grande, ecco, si può cambiare, e già una volta insomma ci sono stati i frutti. Adesso forse è il momento che ci scrolliamo di dosso alcune appunto resistenze e che rifondiamo questa idea che il progetto deve farsi concreto, e quindi grazie ancora Lia di aver aspettato, di aver fatto, scusate poi finisco, di aver fatto le cose e di averle scritte dopo che le ho fatte, perché le scrivono prima e poi le fanno. Ma cosa devo dire? Che ho fatto tante esperienze educative, perché è stato il mio mestiere, che ho fatto con grande gioia e con grande piacere, devo dire. C'è un capitolo sulle esperienze educative. Oltre ad aver lavorato nel convitto Francesco Biancotto per orfani di partigiani, io ho cominciato, il mio compagno era direttore didattico, è stata un'esperienza formidabile, ragazzi che erano stati anche loro provati, orfani di partigiani. Avevamo un ragazzo di Bologna che è stato fucilato a Marzabotto in braccio alla madre, e quindi la mamma è morta e lui è rimasto ferito a una gambina perché era in braccio alla mamma, sepolto sotto Battaglia si chiama, ed è di Bologna, sepolto sotto i corpi dei morti la mattina dopo, quando gli inglesi sono arrivati a Marzabotto, hanno trovato questo bimbo ferito, e ognuno di questi ragazzi aveva anche loro una storia complicata, una storia infelice anche, e avevano bisogno di avere degli educatori che sapessero promuovere delle iniziative che li portassero a normalizzarsi, chiamiamo, tra virgolette, che erano più normali di tanti altri dei ragazzi. Poi ho una specializzazione ortofrenica, si chiama, fatta all'Università di Firenze. Allora c'era la specializzazione soltanto a Firenze e a Milano. Io ho scelto di andare a Firenze alla facoltà di pedagogia e ho fatto questa specializzazione ortofrenica per i ragazzi in difficoltà, e ho imparato sul campo come molti maestri si liberavano del disturbo dei bambini lenti, ma inseriti bellissimi nel processo scolastico, nel programma, lenti soltanto, o che disturbavano perché vivaci, bambini attivi, si chiamano, iperattivi,
e i maestri si liberavano facilmente. E io, andando prima a far supplenze e poi vincendo il concorso in classi cosiddette normali, mi sono resa conto di come questi colleghi si liberavano dei ragazzi che non erano in grado di proseguire con il ritmo che loro volevano. Bisognava avere la pazienza invece di seguire questi ragazzi. Ho fatto una grossa battaglia sindacale, a questo si riferisce Isabella, perché le scuole speciali venissero eliminate. Allora dipendevano dall'amministrazione provinciale, come i manicomi, le scuole speciali. Erano scuole dove i maestri mandavano i bambini che disturbavano per un motivo o per l'altro in classe. Erano scuole speciali gestite dalla provincia come i manicomi, che poi saranno chiusi nell'86 con la legge 100, sì, la legge Basaglia, 180. Ecco, allora io ho fatto questa battaglia insieme ad altri, ovviamente al sindacato. Allora io al SNASE, non c'era il CGL scuola ancora, era lo SNASE, il sindacato di sinistra. Io ho fatto una grossa battaglia perché capissero che era necessario, che era un diritto di tutti i bambini, in base a quanto dice anche la Costituzione, l'articolo 34, di una frequenza nella scuola pubblica con un sostegno. Adesso poi abbiamo problemi perché mancano gli insegnanti che sostengono, eccetera. Cioè aiutando questi ragazzi, ma nella scuola di tutti. E siamo riusciti col tempo a eliminare le scuole speciali, ma non è un merito solo mio, è merito del movimento di cooperazione educativa, del CEMEA, di altre organizzazioni democratiche che si occupavano della scuola pubblica in quel tempo. Allora saltiamo un po' di qua di là, perché io torno invece nel passato, va bene? E mi riferisco alla sua esperienza svizzera. Allora, si è sempre detto che la Svizzera appunto ha accolto quanti più rifugiati ha potuto. Si è anche sempre detto che la Svizzera diceva la barca è piena e quindi le persone stavano fuori. Non tutti ce l'hanno fatta, sappiamo benissimo cosa ci racconta la storia. Però la mia è una domanda sostanzialmente di attualità poi alla fine, proprio perché c'è una politica, va bene? E non sei andato in pensione, che sia ben chiaro. Tu hai vissuto da rifugiata. Cosa provi adesso quando c'è qualcun altro che dice che la barca è piena? No. Ma credo che provo quello che provano tutte le persone che hanno le idee chiare, che capiscono che non va emarginato il cosiddetto diverso. Lo si fa negare magari nel Mediterraneo, che è il più grande cimitero attuale. Penso che come io ho sofferto questo momento difficile, che una volta arrivati con grande fatica, con i contrabbandieri, leggerete nel libro, un viaggio pauroso direi per una ragazzina. Ecco, quello che abbiamo passato noi, e noi fortunati che siamo fra quei 6.000 che la Svizzera ha accolto, ma ne ha respinto 8.000, e qualcuno appena ritornato in Italia è stato portato via, come Liliana Segre,
non è che le abbiano dato il titolo di senatore a vita perché è bella o perché è brava. No, è perché è stata cacciata dalla Svizzera col suo papà, non aveva la mamma, aveva un anno meno di me, o 2 forse anche, sì, ne ha 88 lei. È stata cacciata e ovviamente non era così facile di non essere visti ritornando in Italia. È stata presa dai nazifascisti, portata ad Auschwitz, il padre è morto subito, lei è una dei pochi che sono tornati, bimba ancora, 15 anni, trovati i nonni per fortuna dove è stata ospite poi, ma Liliana Segre è stata cacciata dalla Svizzera perché cercavano di non salvare quelli che passavano. Io ho un ricordo molto interessante che ne accendo nel libro. Ricordo che finito la Repubblica della Val d'Ossola, i partigiani del posto, parecchi, cercarono di arrivare in Svizzera perché Alexander aveva detto tutti a casa, ma chi poteva tornare a casa mettendo anche in pericolo i familiari. Sono riusciti a passare in Svizzera e come perseguitati politici per ritornare in primavera a riprendere la lotta di liberazione. E immediatamente li hanno messi in un campo di punizione. Solo perché noi sapevamo che c'era un campo di punizione, ci hanno messo tutti in campi di internamento, che esisteva un campo di punizione per quelli che facevano qualcosa di negativo, potevano esserci anche quelli che non si comportavano adeguatamente all'interno dei campi. Invece loro li hanno messi immediatamente nel campo di sterminio, di punizione. A Friburgo, a Schwarzensee, Lago Nero, e in un bosco, loro erano chiusi là dentro. Io la settimana scorsa sono stata al carcere femminile della Giudecca. Sono donne provatissime. Avevano letto il mio libro nella sala di lettura, hanno un giorno alla settimana con la cooperativa di un granello di Senape, che sono delle signore brave che fanno volontariato e vanno dentro il carcere. Mi hanno pregato di andare. Ecco, mi hanno fatto delle domande, non soltanto le rom e le sinti, le zingare, anche quelle di colore, anche donne che hanno avuto problemi, famiglie difficili. Loro raccontavano la loro storia, ma volevano assolutamente conoscere la mia, anche se l'avevano letta. Ho avuto tanti abbracci da queste donne. Ecco, io ho cantato loro quella canzone che cantavano. Ecco, a loro è piaciuta molto perché un po' parlava anche di loro. Dopo ve la canto se volete. Diciamo che la capacità di essere coinvolgente, poi non è anche vero che Liliana ha parlato poco, diciamo che lui ha scritto poco, perché se noi andiamo anche a recuperare in qualche archivio su internet, interviste ne ha fatte diverse da diverso tempo, probabilmente era la scrittura che mancava a fissare, no, in maniera, come dire, definitiva. Ecco, secondo me uno dei fili conduttori, ho detto un po' ai nostri amici, è quello
della potenza della gioventù, dei bambini, dei ragazzi. Un libro che è permeato di esperienze sempre collocate in un tempo diverso, ma al centro sono quelli. Cioè aver individuato appunto nell'adolescenza, nell'infanzia, il vero momento formativo attraverso il quale poi una società, una comunità, nel momento del bisogno si riconosce meglio. Ed è quello che Elia poi ha voluto portare avanti in questi ormai anni attraverso i percorsi militanti della memoria, perché Elia si fa decine, centinaia di incontri all'anno con scuole di ogni ordine e grado, con la capacità di parlare a bambini delle elementari, per confrontarsi con ragazzi, adulti delle superiori. È una politica della memoria questa. E forse il futuro nostro in questo momento sarà investire nella politica della memoria, come li ha fatto. Probabilmente sembreremo meno in difficoltà oggi. Quindi per noi questo libro non è stato solo un riconoscimento dell'affetto, dell'amore che abbiamo nei confronti di Elia, ma è stato, come dice Isabella, anche un momento in cui ripartire fortemente su questi temi. Scusate, volevo leggere Una storia. volevo leggere qualcosa. Un giorno Mirko arrivò a casa con un gabbiano tra le braccia. Lo aveva pescato con una lenza e un pezzetto di lardo attaccato all'amo. Ci spiegò come fece a togliere l'uncino dal becco senza fargli male. Decidemmo che l'animale aveva bisogno di acqua per stare bene e lo mettemmo nel grande lavello del bagno, con le recriminazioni della bidella. Maestra, cosa fa? Allora ci proponemmo di riportarlo in laguna. Tutti assieme con il nostro gabbianello andammo sulla riva delle Zattere e lo lasciammo libero. Lui volò via e noi lo salutammo in coro. Addio, arrivederci. Dopo alcuni giorni, come programmato, andammo a Murano per visitare la chiesa di San Donato e una vetreria. Durante il percorso il motoscafo improvvisamente si levò un volo di gabbiani e tutti, nessuno ebbe dei dubbi, videro tra gli uccelli il nostro gabbiano. Sì, maestra, è proprio lui, ci ha seguito, ci ha riconosciuti. Di lasciare con le loro illusioni. Era troppo bello il sogno di tutti questi miei amati ripetenti. Elia, maestra educatrice. Ecco, visto anche il contesto in cui ci troviamo, Fondazione Rinascita, Notte Rossa, questo colore ha assegnato, anche contrassegnato la vita di Lia. Lia è stata una militante politica, comunista, scelto il Partito Comunista subito dopo la guerra, nel 50 diciamo, quindi ancora giovane, quindi entrando nella Federazione Giovanile Comunista, perché Lia è, come ho scritto nell'introduzione, una resiliente, cioè Lia tornata ha voglia di non solo di ricostruire la propria vita guardando avanti, ma di cambiare l'Italia, di cambiare la società e di farlo in una dimensione collettiva. Questo è un passaggio fondamentale, soprattutto devo dire confrontato con i tempi di oggi in cui per i giovani è molto difficile pensare che per cambiare le cose bisogna farlo in una dimensione collettiva. Ecco, quindi lei e altri della sua generazione hanno fatto questa scelta e questa è stata una scelta, come diceva giustamente Paolo, no? Il ritorno, no? Una scelta fondamentale nella vita di Lia, questo proiettarsi in una dimensione di cambiamento della società, nel senso che indicava anche Isabella, della giustizia sociale, della democrazia, della libertà.
Quindi qui approfitto anche per ricordare Momi Federici, perché ha condiviso con Lia, oltre la vita, anche la militanza politica. Lia è stata una militante politica in tutti i sensi, cioè fare la politica, quella delle sezioni, delle feste dell'unità, della politica di base, e anche l'andare a fare la volontaria al convitto Biancotto faceva parte di una militanza politica. Lei lo ricorda, no? Non era solo una cosa così. Questo impegno politico la porta a diventare poi, ad essere eletta prima consigliera in provincia, unica donna, e poi a diventare nella giunta rossa del 1975-85, quindi per 10 anni, per 2 legislature, assessora a quella che allora si chiamava sicurezza sociale. Con la Palma. Ecco, adesso volevo arrivare a questo, dico solo un'altra cosa e poi lascio la parola. Ecco, in questo, che cos'è una cosa vuol dire importante? Bene, Lia certamente è una donna, quella che noi abbiamo definito la generazione dell'emancipazione, no? Le donne appunto del dopoguerra, che sono donne che lavorano, sono donne impegnate, sono donne che fanno politica, eccetera. Ma a un certo punto, negli anni 70, questa generazione dell'emancipazione, Lia e altri, incontrano il movimento femminista, incontrano il movimento delle donne. Va detto che c'era anche Unione Donne Italiane molto forte qui nel territorio. Le donne dei quartieri di Mestre e di Venezia erano estremamente combattive, cose che adesso non ci sogniamo neanche. Partivano, andavano a Venezia a protestare perché a Viale San Marco non avevano gli autobus, non avevano le strade, non avevano i negozi, non era niente, no? E diciamo che le lotte delle donne hanno migliorato la qualità della vita in questa città. Loro che si trovavano, come dire, più vicine appunto, no, ai problemi, per esempio quelli della scuola, gli asili nido che mancavano, la lotta per gli asili nido per esempio, no? Ecco, Lia da amministratrice ha risposto a queste esigenze che venivano dal sociale, diciamo, in particolare portate donne ma non solo, e da amministratrice, ma in relazione con chi si batteva, no, appunto all'interno della società, ha cambiato la città con una serie di scelte. Avete cambiato la città importanti, soprattutto per quanto riguarda appunto il suo assessorato, con una serie di servizi alla persona fondamentali. I 9 io li cito sempre, consultori familiari, uno per ogni quartiere, perché allora erano 9 quartieri, no, tra Mestre e Venezia, no, credo anche di più, 18 asili nido, servizi, l'assistenza sanitaria domiciliare, perché nel frattempo c'è stato anche la riforma della sanità, eccetera. Quindi servizi fondamentali che hanno cambiato in meglio la città, che sono diventati fiore all'occhiello del comune, delle amministrazioni comunali, che sono stati portati ad esempio in Italia e anche fuori dall'Italia, e che adesso in questi anni ci hanno tolto. Ecco, appunto, qui c'è Anna Palma Gasparini che allora ebbe la delega alla quella che si chiamava, credo ancora, condizione femminile, no? Sì. E insieme, appoggiata però all'assessorato di Lia, insieme aprirono il Centro Donna 1980. Centro Donna che, tra le altre cose, possiamo dire che non c'è più, no? Come non c'è più il centro base, non c'è più il centro giovane, non c'è più, ecco, non c'è più la consulta, non c'è più la consulta della scuola, non ci sono più le consulte della sanità, non solo ci hanno tolto servizi conquistati, ma anche una possibilità di partecipazione democratica in questa città. Ecco, mi fermo qua. Non c'è più. Maria Teresa, mi viene in mente come il tuo assessorato si sia chiamato a sicurezza sociale, e quindi garantiva la sicurezza, diciamo. Aveva questo. Poi è diventato politiche sociali, cioè quindi una gestione politica della socialità,
Adesso si chiama coesione sociale, perché si cerca di tenere insieme quello che si può tenere. Forse. Forse Beh, allora, prima di sentire Coesione. le note cantate da Dai via, no, prima di sentire Lia, se qualcuno dei presenti ovviamente ha così, vuole chiedere qualcosa sul libro, ma il libro poi, come diceva Isabella, Se no ci troviamo la prossima volta quando l'hanno letto. ecco, quindi è una cosa molto sempre interessante. disponibile, e se no sentiamo dire che tra l'altro canta anche molto bene. Una triste ed infinita, la giornata si iniziò, qui nel bosco senza vita, che qui dentro ci serrò. O terra di dolore, mai più sarai prigione, mai più, mai più. È passato ormai l'inverno, primavera si fa già. Lasceremo questo inferno per riaverti, o libertà. O terra di dolore, mai più sarai prigione, mai più, mai più. Anche gli svizzerotti erano circondati dalla guerra, dalla fame, loro erano neutrali, però penso che non abbiano perso molto, hanno avuto aiuti dalla Croce Rossa Internazionale, dagli ebrei americani, hanno avuto aiuti da tutti, e in fondo quegli 8.000 che hanno respinto hanno avuto invece delle prospettive difficili e pochi si sono salvati. Bene. O terra di dolore, mai più sarai prigione, mai più, mai più, mai più, mai più.